La guerra contro la tassa di soggiorno dal capoluogo elettorale è ormai rivolta contro il Balzello, anche se per motivi diversi a seconda dei comuni interessati. A Venezia, dove l'imposta è già obbligatoria, gli albergatori hanno proposto ricorso alla TAR per chiedere la sospensiva di un provvedimento voluto dall'amministrazione Orsoni che impone troppi adempimenti burocratici per la riscossione della tassa, già di per sé poco amata. Quello che oggettivamente non va sono le modalità operative e una nuova, incredibile figura che vuole l'albergatore come agente contabile. Questa evidentemente è un qualche cosa che noi come albergatori non possiamo né vogliamo accettare a tutti gli effetti. Troppo indifferenti le amministrazioni. Ma le amministrazioni fossero troppo indifferenti ci farebbero anche un piacere. Il problema è che si stanno interessando troppo e probabilmente in maniera non consona e non corretta. Questo è il vero problema. A Jesolo e in altre zone del litorale, dove la tassa di soggiorno non è ancora stata introdotta, gli albergatori lanciano un disperato appello alle amministrazioni locali. In questo momento, francamente, andare a tassare in un momento nel quale gli albergatori stanno contraendo al massimo i loro prezzi per poter resistere alla concorrenza internazionale, in un momento di calo della domanda, eccetera, mi sembra un gesto di masochismo istituzionale da parte dei nostri sindaci, ho già avuto modo di dirlo più volte. Io spero in un momento di resipiscenza anche all'ultimo minuto, perché francamente questo è l'anno più sbagliato per applicare questa che comunque rimane strutturalmente una tassa ingiusta.